Salve e benvenuti alla prima lezione di napoletano. Io mi chiamo Antonio Perrone e sono di Napoli. Parlo bene il mio dialetto, la quale cosa non è assolutamente scontata perché ci sono molti napoletani che non riescono a parlare bene la loro lingua natale e molti di quelli che invece riescono a comunicare in un dialetto puro non riescono altrettanto in maniera decente a scriverlo. Questo perché, diciamo, fin da subito il napoletano presenta una estrema difficoltà di scrittura. Un esempio banale potrebbe essere: provate a leggere La Livella di Totò, una delle poesie più importanti della letteratura napoletana, e provate subito dopo ad ascoltare la stessa lettura della poesia fatta da Totò. Proprio qui su YouTube ce ne sono di video e notate come il napoletano sia una lingua, e fate attenzione, ho detto una lingua, non un dialetto, dato che l'estensione del napoletano va al di là di quella limitazione geografica che discernerebbe la differenza tra una lingua e un dialetto, dunque. Dicevo, provate con questo esperimento. Io curo da circa 3 anni un blog sul dialetto napoletano in cui raccolgo le curiosità più particolari che mi vengono all'orecchio, alle quali riesco a pensare, per quanto riguarda la lingua parlata e scritta dei miei concittadini napoletani. Dicevo, il napoletano è una lingua di estrema difficoltà perché presenta questa forte discrasia tra scritto e parlato che attualmente credo sia riferibile solamente al francese. La fonetica napoletana e la trascrizione di questa fonetica presentano delle differenze davvero corpose. Un esempio banale e molto semplice che posso proprio prendere dal blog, il quale vi consiglio di visitare al più presto perché tutto ciò che noi diremo qui in maniera orale serve semplicemente di supporto a quello che scrivo quotidianamente o mensilmente sul blog, e dunque molte delle cose di cui parliamo voi potete benissimo trovarle per iscritto sul blog nel caso in cui voleste un raffronto tra scritto e parlato nella maniera più concreta possibile. Difatti, questi video nascono proprio per sopperire alla mancanza della fonetica, dell'elemento aurale che ritengo necessario per imparare una corretta dizione e un corretto apprendimento, discernimento della lingua napoletana. Una delle cose che più si sentono dire qui a Napoli, e di maniera sbagliata, è ad esempio il verbo amare. Come si dice ti amo in napoletano? È una cosa che si chiedono in molti e la cui risposta molto spesso sfocia in un cacofonico tam. Ta-m. Il napoletano ha questa caratteristica per cui molto spesso le consonanti si trovano a fine parola. Tuttavia, questo suono che si trova in am, in oppan, il pane, è una caratteristica molto importante del napoletano e che sul sito abbiamo definito come possibile riferimento alla schwa fonetica, ovvero quella sorta di E capovolta, che viene pronunciata proprio con questo suono simil vocalico, simil gutturale che è E. Ta m, che somiglia effettivamente molto ad un je t'aime francese, è completamente sbagliato. Prima regola fondamentale: è falso il fatto che il napoletano sia una lingua che si forma semplicemente dal troncamento della vocale di una parola italiana. Pane è pan, sicuramente, ma è uno dei pochissimi esempi in cui il troncamento della vocale finale porta alla creazione della parola napoletana. Nel caso di ti amo, per esempio, non è assolutamente così.
Ti amo in napoletano ricalca molto un ambito semantico che non è nostro, non è italiano, non è latino, non è greco, ma è stranamente inglese. I love you, che corrisponde a ti amo, come ben sapete, e a ti voglio bene. In napoletano ti amo si dice proprio te voglio ben, i te voglio bene, il che corrisponde a io ti amo e io ti voglio bene. Basti pensare alla canzone di Lucio Dalla, te voglio ben assai, che viene da sé, vuol dire ti amo. Te voglio bene è certo abbastanza confusionario come termine, potrebbe portare a delle incertezze, ma te voglio bene assai, quindi ti voglio bene tantissimo, ti voglio bene molto. State sicuri che significa quasi esclusivamente ti amo. E un altro esempio molto particolare per voi, che potrete visualizzare sempre su YouTube, dato che sono dei video disponibili in maniera gratuita a tutti, è la scena del camorrista, del famoso film napoletano con Ben Gazzar, e nella scena clou in cui il sottoposto di Cutolo, scusate, Alfredo, dichiara il suo amore a Cettina. Cercate proprio Cettina e Alfredo. E Alfredo, in preda a questa carica emozionale, dirà alla sua amata: Cettì, tu mi hai sposato perché io ti voglio bene. Ovvero, Cettina, tu mi devi sposare perché io ti amo. Ti voglio bene. Mi hai sposato perché ti voglio bene. Mi hai sposato. Su questo ci soffermeremo nel prossimo video, ovvero su come si rende il verbo dovere in napoletano. Il napoletano non ha il verbo dovere, ma usa una perifrastica che deriva dall'italiano antico e dal latino e sì, anche dal greco. Ci vediamo al prossimo video, vi consiglio di consultare il blog, ripeto, onapolitano.blogspot.it. Ci vediamo al secondo video, mi raccomando iscrivetevi in molti, per quanto possa sembrarvi noiosa questa cosa, vi assicuro che per quanto io abbia visto altri tutorial sul napoletano in YouTube, nessuno di questi presenta una schematizzazione della lingua in maniera fruibile, semplice e intuitiva, così come voglio presentarvela io. Grazie e perdonatemi degli 8 minuti.